Verso le 10:30 abbiamo sentito un gran botto e io e mia moglie eravamo chiusi in casa perché qui alle 8 di sera bisogna chiudersi dentro. Sembrava un muro che cadesse. Poi dopo 2-3 secondi altri 2-3 colpi. Prima si sono barricati all'interno della casa, poi, a colpi di mazza, sentiti anche dai vicini, hanno sfondato la parete dove si trovava una cassaforte. Non erano ancora le 11 di sera quando i ladri sono entrati in azione in via Donatello a Zerman, bersaglio l'abitazione dell'ex assessore, ora consigliere comunale Giorgio Copparoni. Hanno messo la casa completamente a soqquadro mentre i vicini, accorsi dopo aver sentito i colpi, trovavano tutto chiuso, non sapendo che i ladri avevano persino sbarrato la porta d'ingresso per agire indisturbati. Alla fine i malviventi hanno fatto il pieno di oro e di oggetti preziosi. Una tecnica simile era stata usata qualche giorno fa per un colpo messo a segno a Casale sul Sile. Forse è la stessa banda. Si tratta dell'ennesimo atto predatorio che i residenti della frazione di Zerman hanno dovuto subire. Ormai, raccontano i nostri microfoni, è diventata una situazione insostenibile. Questa frazione qua, tra dentro nelle case, tra che hanno cercato di entrare e non sono riusciti, tra portare via macchine, tra portare via dentro nelle macchine, ogni giorno ce n'è una. Io ho paura sinceramente, perché questo non è un vivere, questo è proprio uno vuol dire morire, morire. Si ha paura perché ci sentiamo un po' abbandonati, finalmente negli ultimi mesi hanno ripreso a funzionare i lampioni, prima uno sì e uno no o uno sì e due no. Adesso con la luce va un po' meglio, però senza le autorità competenti qui bisogna difendersi da soli.